Chiavari vorrebbe continuare il suo strepitoso 2013 fatto di 4 vittorie in 6 partite. La quinta contro il Villarvernia vorrebbe dire avvicinarsi sempre di più alla zona playoff, allontanandosi quasi definitivamente da quella pericolante dei playout, zona in cui i piemontesi sono pericolosamente impantanati. Chiavari ha sprombattuto fin da subito, il primo ad impensierire l'estremo ospite dopo 7 minuti è Andrea Boggiani in grande spolvero con questa splendida rovesciata. La conferma che sia una giornata di grazia per il numero 10 arriva al 12° quando il fantasista si avventa su un pallone vagante in aria e viene agganciato da Mancuso. Si va dal dischetto, ci va ovviamente Simone Baudinè che trasforma nonostante l'intuizione di Portaluppi. L'1-0 determina la reazione dei piemontesi, reazione che si concretizza con questo tiraccio di Dilerni su azione d'angolo che di fatto spreca un rigore in movimento. È un fuoco di paglia però perché il Chiavari riprende a macinare il gioco, riprende a incantare il folletto Boggiano che va vicino al raddoppio al minuto 22 con una giocata che strappa applausi al comunale di Chiavari. Non deve aspettare tanto però il numero 20 per trovare la soddisfazione personale, perché poco dopo la mezz'ora ecco la punizione velenosa dalla destra su cui Carbonaro è decisivo nel non toccare la palla spiazzando di fatto Portaluppi. Il numero 11 esulta, il gol è del numero 10, così come indica lo stesso attaccante verde-blu. La ripresa si apre con la stessa scena con cui si era concluso il primo tempo, con Boggiano cioè a esultare sotto la tribuna per il gol che già al 55esimo affossa il Villarvernia e chiude il match con una mezz'oretta di anticipo, anche perché l'unico segno di vita degli ospiti è questo destro innocuo di ginocchio alla mezz'ora del secondo tempo. Tempo di festeggiamenti per gli ultras verde-blu che sfidano la temperatura rigida del comunale e allora ancora una gioia per loro regalata dall'asse Niang Cardin col senegalese a suggerire per il numero 18 che frustra per la quarta volta un disastroso Portaluppi. Vola il Chiavari in atterraggio ora all'aeroporto playoff grazie alla quinta vittoria dal cambio di allenatore, sprofonda il Villarvernia in piena bagarre playout.